sue criticità, con gli aspetti negativi per decine e decine di lavoratori che vivono una condizione di grandissima incertezza. Quindi è giusto che il sindacato tenga viva l'attenzione, richiami l'attenzione ovviamente anche delle istituzioni a seguire in maniera dettagliata, meticolosa tutti i passaggi di questa crisi. Quindi sicuramente l'iniziativa della CGIL va nella direzione giusta. Mi auguro che anche chi deve gestire più direttamente la crisi, penso al curatore fallimentare, alle altre autorità competenti in questa materia, oltre ovviamente a rispettare quelle che sono le indicazioni di legge nella gestione di situazioni fallimentari, tengano conto anche della realtà sociale, occupazionale, economica particolarmente complicata in questo territorio.